Vai. Ciao ragazzi e bentornati in Cucina con Ale in Giù, io sono Ale. E io sono Giù. Allora, oggi siamo nella pescheria di Napoli, oggi stanotte siamo nella pescheria di Napoli perché apparentemente, Apparentemente, come apparentemente? da quello che si vede il 23 notte si va in pescheria a comprare il pesce fresco, poi da cucinare il 24, la vigilia. Abbiamo due ospiti di eccezione che ci spiegheranno qualcosa stasera, cioè abbiamo Pasquale da Napoli e Nuccio da Catania. E voi direte cosa c'entra Catania? Niente, perché siamo a Napoli, però per bilanciare un attimo. Andiamo! Vai che siamo in diretta, vai. Chi fa strada? Pasquale da Napoli. Non si può caccarizzi la cosa. In bene. Allora, no, Pasquale ci illustrerà un po' il mercato. Jeszcze pizza, fabrimme pizza. Jeszcze pizza. Prego signora Riccardo Calda, prego! Ce n'è per tutti e per tutti i gusti, tutto fatto al momento, tutto al momento e sfornati al momento. Prego! Era più stabilizzato. A Milano si va bene, ma questo a Milano non si. Allora, giù, che pesce compriamo stasera? Boh, dove ci porta il cuore. Ma soprattutto il portafoglio. Andiamo a mangiare! Yesterday is about 6 months together. Visions of you and me in my mind. Oh, how my bodies intertwine with each other. We in so many positions, some I can put down in the book. Allora, come potete vedere non si trova solo il pesce, ma c'è tutto il mercato di frutta, verdura, formaggi, qualsiasi cosa. Là stanno i pescini. E di là era la bancarella quella Allora, io avrei bisogno di cozze per una bella spaghettata di cozze. L'intervista Guarda, ora già non sta in c'è. diretta, già siamo praticamente. Siamo dopo. Che pesce pensavamo di comprare stasera? Capito? Allora, cosa è tradizione comprare in queste serate? Normalmente andiamo alla tradizione. Valla più forte che cambia sempre. Il d'obbligo del capitone. Il capito. E le vongole. E pongo le verace. E non dimentichiamo le vongole. Quando io dico vongole verace, tu lo devi inquadrare. Là, vedi, sta scritto vongole verace. Ecco, là, vedi. Vongole, là, proprio qua, scritto vongole verace. Eccole. Eccola là. Andiamo avanti, andiamo avanti. Yam, yam. Prego. Chi se viene un cartino, dai, due volte. Andiamo io.
Diciamo non è facile muoversi perché comunque è molto affollato, quindi diciamo dobbiamo un po' arrangiarci. Un po'. Gli altri sono fortunati. Io sono fortunato. È vero. Dovremmo fare una ripresa di A posto, sì, bravo. Volete questo? Volete mangiare a bordo? Mangi questa qua. Vabbè, qui ci stiamo facendo distrarre un pochino da tutto il resto. Sì, vabbè. Attenta Ale che qua c'è una posta, Vabbè, ovviamente non è il mercato del pesce, ma è effettivamente poi il mercato in generale, che è tutto aperto proprio perché in occasione che Tutta la notte. Sarà aperto tutta la esatto. notte. Cioè, tutti i mercati sono aperti la notte, ma in particolar modo quello del pesce, perché a Napoli c'è la tradizione che 23 notte e 22 notte i magazzini sono aperti appunto per dare la possibilità alla gente di comprare il pesce o le ottime rimanenze per i cenoni importanti. Qui intanto poi si comprano schiaccianoci. Sì, Pasquale ne approfitta per contrattare il prezzo di uno schiaccianoci. Lucio, una prima impressione. Si cammina per forza di inerzia, Bravo. anzi non cammini, voli, non tocchi per terra, ti spingono. Abbassa, abbassa, Mi sembrano ricci quelli. Ma andiamo a vedere, dimmi. abbassa. No, già di non ti posso inquadrare per una questione copyright. Se ti inquadro per la Guarda, quelli là. Cosa sono? ho capito, non so, ma andiamo a vedere. Boh, ancora non lo so. Allora, qui cosa abbiamo? Un misto, Volgono, quello è canonico. fasolari, Vongole, fasolari, belline. Sono ricci. Ma qua è mare napoletano, a Napoli sono così bravi. È una juventina e chi lo conosce.
Avanti, avanti. Avanti, avanti, avanti c'è posto, avanti. Avanti, avanti, avanti c'è posto.